Buon cibo, territorio, cultura e tanto buon vino. Ma per fare il buon vino occorrono anche dei vigneti curati con sapienza. Questa iniziativa parte proprio da qua, parte dal vino per introdurre quello che c'è in Romagna e tutta la cultura e la tradizione che c'è in questo territorio. Parliamo del vigneto, parliamo dell'azienda. Mi trovo a Castel Bolognese, nel comune di Castel Bolognese. Questa è la Tenuta Massellina, un'azienda agricola con vigneti e anche con cantina. E qui con me, in mia compagnia, Marisa Fontana, che è l'agronomo di questa tenuta. Buongiorno Marisa. Allora, facciamo una piccola scheda di questa azienda, un'azienda che ha diversi vitigni. Qui alle nostre spalle abbiamo il Sangiovese, che è l'emblema della Romagna, ma ce ne sono tante altre. Innanzitutto è biologica questa. Sì, sono 20 ettari complessivi, 16 coltivati a vigneto e ormai biologici. Abbiamo seguito tutto il percorso di conversione dal convenzionale al biologico e da 2 anni appunto i vigneti sono biologici, per cui possiamo rivendicare vino bio. Infatti facciamo appunto tutto il percorso dal campo fino alla bottiglia con vino bio. Abbiamo detto Sangiovese che è il simbolo della Romagna, ma qua abbiamo tanti altri vitigni. Sì, sicuramente i vitigni della Romagna ci sono tutti, perché abbiamo Sangiovese, abbiamo Albano e abbiamo Trebbiano, quindi i 3 vitigni che caratterizzano in qualche modo la Romagna ci sono tutti, però è chiaro che poi bisogna ovviamente accontentare anche il gusto internazionale, chiamiamolo così in senso lato, per cui ci sono anche vitigni internazionali. C'è Cabernet Sauvignon, c'è Sauvignon e poi c'è un vitigno che è emiliano romagnolo, che è il Pignoletto, che anche questo appunto è uno dei vitigni con cui si riescono a fare delle belle cose in questa azienda, come il famoso metodo classico che gli enologi curano veramente come un bambino, che sta 36 mesi appunto in bottiglia. Possiamo dire in termini enologici che il Pignoletto accomuna e unisce la Romagna con l'Emilia? Il famoso trattino probabilmente, quello tra la Romagna e l'Emilia, sì, probabilmente sì. Coltivare in modo biologico è più difficile e più, diciamo, impegnativo rispetto ad una coltura convenzionale, specialmente anche in un'annata come questa. Poi ormai gli anni sono diventati un po' particolari, quindi da un anno all'altro, esatto, cambia. Quest'anno com'è andata ad esempio? Quest'anno sicuramente è un anno che ci ha dato meno da fare per quanto riguarda la peronospora, però sicuramente è stato un anno da oidio, questi venticelli, l'assenza di pioggia, l'oidio ci ha dato il suo bel da fare. Siamo riusciti comunque a contenerlo, abbiamo diverse strategie che stiamo valutando e che stiamo mettendo a punto nell'ottica della riduzione del rame soprattutto, però abbiamo usato anche prodotti alternativi allo zolfo, anche perché appunto anche questo può essere comunque un limite all'interno del biologico. Siamo usciti da un inverno siccitoso per poi entrare insomma in una stagione un attimino più piovosa, poi negli ultimi tempi un po' di siccità c'è stata. Che cosa ha compromesso qualcosa dal punto di vista produttivo? Qua magari possiamo avvicinarci, abbiamo parlato di Sangiovese, eccolo qua, questi bei grappoli che sono già... Stanno praticamente completando l'invaiatura. Sì. Quando si andrà a raccogliere questo? Il Sangiovese ha bisogno ancora probabilmente di una 40 giorni quasi, direi, forse. Mese, 40 giorni. Un mese abbondante, anche perché insomma, il Sangiovese deve maturare bene, insomma, da manuale dovrebbe raccogliersi in ottobre. È chiaro che in certe annate bisogna anticipare, in altre si cerca di portarsi un po' avanti, ma devo dire che il Sangiovese ha bisogno di tanta pazienza, come il metodo biologico, ma anche il Sangiovese di per sé come vitigno ha bisogno di pazienza, non bisogna raccoglierlo troppo presto perché tutte le note erbacee devono sparire e deve in qualche modo bisogna perfezionare quel frutto che lo caratterizza, insomma, ecco, quindi ci vuole un po' di pazienza per raccogliere. Dacci un'anticipazione dell'annata. Come sarà dal punto di vista vitivinicolo? Certo. Le uve ci ha fatto un po' patire perché prima caldo, poi freddo, questi andirivieni, prima tanta siccità, poi dopo adesso le piogge, ma soprattutto le grandinate, quelle hanno disturbato molto, ma complessivamente le uve quest'anno effettivamente sono mediamente molto buone. Qui a Tenuta Massellina devo dire che tutto sommato non abbiamo avuto troppe piogge, abbiamo dovuto usare un minimo di irrigazione di soccorso, però siamo riusciti ad assecondare l'invaiatura, che è una fase fondamentale. Se l'uva riesce a virare con la giusta quantità di acqua, poi dopo è tutta discesa, quindi siamo fiduciosi. Ora ci raccomandiamo al buon Dio, sperando che appunto ci eviti le grandinate per arrivare a completamento di questa buona stagione. Sono sempre un rischio purtroppo ormai inevitabile. Purtroppo sì, ormai purtroppo
purtroppo sì. Senti, questo è un Sangiovese, che rese possono avere? Questi sono terreni non irrigui, vedo, e quindi, perché non vedi tubi, insomma, Sì. quando ci sono annate molto siccitose si interviene con un intervento di irrigazione di soccorso, come si suol dire, oppure invece si lascia così, o ci sono tecniche che consentono magari di limitare i danni, magari col diradamento? Allora, qui l'azienda diciamo, è su due zone distinte, ci sono due plessi diciamo. Noi siamo in questa zona di terre rosse che sicuramente sono un po' più in balia della pioggia, insomma, mentre invece l'altra zona si trova più a ridosso delle argille e quella diciamo, tiene un po' di più l'acqua, per cui diciamo che abbiamo una possibilità di fare, di sfruttare diciamo, questa dislocazione dell'azienda per riuscire ad avere sangiovesi di tipo diverso. Là più argilla, più struttura, quindi la riserva la facciamo nell'altra area dell'azienda, mentre qui queste terre qui ci consentono di esaltare il frutto del sangiovese, quindi il superiore direi che è un po' la sua. È chiaro che nelle annate molto siccitose avere un goccetto d'acqua per assecondare la maturazione sicuramente è d'uopo. Ecco, chi vede l'irrigazione come una pratica di forzatura, diciamo che per fare vini buoni non deve essere vista in questo modo, bisogna assecondare quella che è la fisiologia naturale della vite e di conseguenza un po' di acqua per appunto assecondare quello che è il suo naturale evolversi è fondamentale, quindi l'irrigazione non deve essere vista come uno spettro, insomma, è qualcosa che ci aiuta per fare effettivamente buoni vini. Certamente. Certo. Abbiamo parlato della Romagna, ma in generale in Emilia-Romagna, quindi l'annata si può dire che è una buona annata dal punto di vista, diciamo, della produzione vitivinicola? Diciamo sì, non è una delle annate forse più produttive, diciamo è un'annata nella media in termini quantitativi, sicuramente mi aspetto anche dei buoni risultati, ecco, a parte le bizze del tempo, però diciamo che potrebbe essere una buona annata. Senti Marisa, lasciamo questo Sangiovese perché ci fai vedere anche il pignoletto, visto che ne abbiamo parlato? No. Sarà un piacere. Marisa, prima parlavamo del pignoletto, ma non possiamo dimenticare anche l'Albano, no? Che anche questa rappresenta molto bene la Romagna, quella che vediamo qua di fianco. In effetti questo vitigno qui che sembrava stesse per essere abbandonato, negli ultimi anni devo dire che è stato riscoperto dai viticoltori romagnoli e devo dire che c'è un panorama di Albane veramente molto interessante. C'è anche un bel panorama, un bel colpo d'occhio alle nostre spalle, eh? No, del resto qui siamo nella zona colonizzata dai romani, mica stupidi, qui vicino c'era una villa romana per dire a pochi chilometri. Queste qui sono le terre che i romani avevano colonizzato perché il mare era effettivamente poco più avanti di qua e quindi erano le terre asciutte dove l'aria era salubre e dove avevano cominciato probabilmente a insediare la prima viticoltura e l'Albana adesso è molto leggenda, ecco, però può essere che effettivamente sia in Romagna da molto tempo, non dico dai tempi di Galla Placidia, ma è sicuramente uno dei nostri vitigni storici. D'altra parte il senso dell'iniziativa che insomma c'è questa sera è proprio abbinare cultura, vino, cibo, territorio e quindi come non ricordare, insomma questo, hai fatto benissimo questo appunto storico che ci sta benissimo. Senti, torniamo al pignoletto, magari ci spostiamo in questo gradone perché è lì in fondo. Qui sotto sì, in effetti c'è tutto l'appezzamento del pignoletto che è uno dei vitigni su cui abbiamo lavorato proprio per riuscire a tirar fuori una bella bollicina romagnola. Senti, ma c'è competizione tra pignoletto emiliano e romagnolo? Beh, il nostro è più buono. Naturalmente, non poteva essere più così. Certo, no. Senti, noi continuiamo adesso a parlare di questa iniziativa perché adesso incontriamo Elena Piva che ci racconta un po' anche il senso di questa serata perché, lo dicevamo, vino, soprattutto vite, vino, gastronomia,
cultura, territorio e quello che tutto rappresenta, insomma, la Romagna, concentrato anche in questa serata, e anche musica. Perché no? Del resto diceva Mario Soldati quando fece il suo viaggio qui in Romagna che il bello dei vini, la caratteristica insomma che in qualche modo accomunava i vini romagnoli era che dovevano essere in qualche modo abbinati al cibo, non sono i vini da aperitivo, insomma uno stuzzichino e via. I nostri vini sono vini che significano convivialità, quindi bisogna assolutamente abbinarli con il buon cibo romagnolo perché tutti insieme effettivamente danno qualcosa di più alla vita. Insomma. E questo lo vediamo dopo, Come e no? lo assaggiamo. Certo, è fondamentale, provare per credere.